Allora, tornando a noi e quindi ai pensionati del lavoro autonomo, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, a tutte queste categorie che forse non si sentono neanche rappresentate, forse molti di questi pensionati, come si la chiacchierava un po' prima fuori onda, non sanno neanche che esiste qualcuno, un sindacato, tra virgolette, che non è un sindacato, comunque un'entità che li può aiutare e supportare. Quali altri aiuti vengono dati? Dopo passo di nuovo la parola anche a lei. Ma più che aiuti No, che... cosa state facendo? Perché poi volevo, esatto, la allora, domanda è stata scolata la perché in prima cosa realtà... che io dico sempre quando facciamo riunioni con i nostri associati o anche in altre occasioni, se qualcuno ha un problema, cioè se uno ha un problema in casa, un problema di qualsiasi natura, temporalmente finanziario, di salute, di trasporto per chi non è in condizioni di... Ecco, deve rivolgersi alla propria associazione. Qualcuno dirà banale risposta. No, non è una banale risposta. È perché il primo punto, il primo approccio dove uno può avere una risposta è un'associazione che conosca i problemi di quella categoria, no? E quindi non vergognarsi, non avere la timidezza di dire ma cosa faccio, dove vado. Bisogna chiedere informazioni a chi ne sa. Anche al vicino di casa se serve. Cioè non è una banalità anche questa, perché io vivo in un mondo, perché io ormai non sono più giovane, quindi, quindi vivo anche questa esperienza, che anche i vicini di casa possono dare informazioni o aiuti. Allora, in questo caso, uno che ha un problema telefona, perché ormai tutti hanno, insomma, in qualche modo nella città il telefono della propria associazione, chi per essa, ed espone il problema. Se è un problema delicato, chiede un appuntamento e poi si vede come aiutarlo. Tenendo presente che sempre in questi casi vale molto la buona volontà, cioè non siamo più nella società, no, del welfare, quindi dove lo Stato, il comune, la provincia deve risolvere tutti i problemi. Una volta si pensava o si diceva che il comune, la provincia, la regione devono risolvere i problemi. In questa situazione, ormai in questi ormai 10 anni, dove tutti parlano o comunque tutti giustificano che non ci sono risorse, perché non voglio affrontare questo problema oggi, è un problema molto delicato, però spesso con la frase non ci sono risorse si copre tutto. Non è così. Ci sono risorse, non ci sono risorse, ma il problema esiste, quindi se un problema esiste va comunque risolto e poi si trovano le risorse. Cioè non anteporre alla domanda del bisogno prima le risorse, perché noi andiamo più fuori. No? Quindi c'è questa possibilità attraverso questo aiuto che dà la comunità, quindi le associazioni, di poter venire incontro, cioè non risolvere il problema, stiamo attenti, perché qua cioè, nessuno è in grado di risolvere il problema, cioè, si può solo aiutarlo, indirizzarlo, cioè far vedere quali sono i meccanismi, le strutture che ci sono per aiutarlo, ma il problema si risolve sempre da sé, in qualsiasi campo, altrimenti non c'è io chiedo e tu mi devi dare, no, anche l'associazione, tu poni una domanda, io ti do tutto l'aiuto possibile che sono in grado di darti, tutto quello che può, cioè non la soluzione, io ti do l'aiuto, gli strumenti necessari per risolvere il tuo problema. Quindi questo è importante perché uno non deve pensare che scarichi un problema e tu devi risolverlo, su questo non ci siamo, non è possibile. Assolutamente, no, questo è fondamentale, no, è stato chiarissimo. Passo la parola a lei a questo proposito. Tornando a riparlare sempre dell'ANAP, le ho spiegato due cose. La terza, quest'anno abbiamo cominciato a fare anche una campagna sulla prevenzione contro i furti, contro le malversazioni che succedono per strada nei confronti dell'anziano, perché uno dei problemi grossi dell'anziano è che se viene raggirato in qualche maniera non ha il coraggio di denunciare. E questo è uno dei problemi più grossi. A Verona l'altro giorno, quando abbiamo fatto appunto il Festival della Persona, dove abbiamo parlato appunto di tutti i problemi in generale, diciamo, dall'ateo al pensionato e a tutti quanti gli enti che collaborano con noi, no? In piazza Bra, con il vicequestore della polizia,
è stato fatto appunto tenuto un convegno lì in piazza sulle truffe, sui raggiri, su tutte quelle cose che possono essere il danno che il giorno oggi si verifica. E veramente in un attimo la piazza si è riempita di gente anziana che stava ad ascoltare ciò che sembra una cosa detto. scontata, invece non lo è. Questa qua, e noi l'abbiamo portata a livello nazionale. Una giornata all'anno sarà fatta la campagna sempre sulla prevenzione contro furti e malversazioni in genere. Posso dire, su questa è una cosa molto importante, perché noi abbiamo anche fatto in questi ultimi anni anche delle assemblee su evitare truffe agli anziani. Allora, una delle cose che posso dire ai miei coetanei, quindi ai nostri associati, al nostro mondo, no? Ecco, che è quello di evitare di essere presi di raggiro. Allora, prima cosa, quando uno suona, non fare entrare nessuno. Non fare, so che non bisogna, uno suona, chi è, cosa vuole, io sono, mi mostri i documenti, sei autorizzato. E nessun controllo viene fatto ormai a livello domestico. Purtroppo no. Esatto, e quindi, perché non ci sono soldi per mandare una persona a casa. Per un motivo qualsiasi, telefono, televisione, qualsiasi, oppure le devo dare un rimborso. Cioè, niente. Negate sempre se siete soli in casa. Se avete i vostri figli, allora ma se siete soli in casa, non fate entrare nessuno. Io porto un esempio, ma per capire, io non c'ero in casa quel giorno, un anno fa, poco più, c'era mia moglie. Ha suonato un tizio, abbiamo il cortile, quindi dal cancello fuori cosa vuole, chi è, no? Sono qui per controllare le perdite del gas, quindi voi dovete fare un contratto per evitare situazioni così. Mia moglie non l'ha fatto entrare, ha chiesto che ti mostri i documenti, questo non aveva i documenti, ha chiamato i carabinieri hanno chiarito, questo non è entrato e è andato via. Cioè, voglio dire, queste cose che sembrano scontate, cioè, non è così. Infatti. Quindi io proprio invito ai nostri coetanei, evitate, mi raccomando, evitate, neanche se questo vi dice avete vinto un premio ma mi sembra che ho vinto un premio di un milione, me lo porta lei. Ma non serve a niente ripeterlo, perché ti faccio un nuovo contratto col telefono, che l'anziano apre, assolutamente, questa è una cosa, perché si fida. No, purtroppo è così, l'anziano l'ingenuità che poi si rischia di pagare cara. È abituato a 30 anni fa, quando le porte rimanevano aperte, quando la persona che passava era uno che sicuramente quello che ti diceva era la realtà. Anche 40 anni fa. Sì, diciamo, insomma, sì. Ritorniamo. Però se si giustifica, si dà l'alibi, invece non si deve neanche giustificare, perché allora ho l'alibi o la scusante, invece adesso non c'è neanche più scusante. No, non c'è più. Cioè che i tempi sono cambiati e poi adesso ancora di più che c'è un momento di situazione un po' particolare, siamo anche invasi da tante persone che vivono di quanto riescono a raccattare in giro, attenzione ancora di più. Ma l'anziano, diciamo, l'anziano, quello che magari anche ha già qualche problema, oltre che diciamo all'età, anche problemi che possono essere, certo. Quello è più facile da ingannare. Assolutamente no. Perché ancora la sua mentalità è rimasta appunto quando invece c'era l'apertura, le porte di casa erano aperte. Sì, però non è accettabile, perché non è accettabile, la persona che si trincia e dice sono anziano, vabbè, no, sei anziano, sei una persona responsabile. Ci casca perché la persona che si presenta intanto ha sempre un aspetto come si può dire, a plomb, distinto, giacca, cravatta, ha una dialettica molto spontanea, sempre col sorriso. Ma certo, sono i truffatori questi. Quello è il loro mestiere, lo fanno per mestiere, per cui è così. Infatti, abbiamo pochissimi secondi a disposizione. Voi avete proposto al governo di adeguare gradualmente i trattamenti minimi di pensione al 40% del reddito medio nazionale, cioè da 500 a 650 euro mensili, come vi chiede la Carta Sociale Europea, un meccanismo poi di indicizzazione. Sì, diciamo che la cosa è questa. Cioè, questo è molto importante, cioè non sono gli 80 euro. A livello di povertà. No, quindi sono una presa in giro. A livello europeo
diciamo che è stabilito da Certo. questa, ecco, che il reddito minimo di sopravvivenza a livello europeo è almeno 650 euro mensili. Cosa vi ha risposto il governo? Cosa vi ha promesso? Ma per adesso non abbiamo ancora risposta. Ah, nel neanche senso la che risposta? abbiamo No, fatto queste... tanto per dire i giorni 23 e 24 settembre, sì. non abbiamo avuto nessun politico che ha avuto il coraggio di venire a quel convegno dove c'era tutto lo staff del Cupla, c'eravamo, la sala era il teatro Quirino, pieno, completo. I Sì, politici sono tutti quanti che hanno nicchiato, non si sono fatti vedere. Non siete perché interessanti come volti. i temi erano questi qua, con dati alla mano, per cui non si è visto nessuno. Ah, No? vabbè. Poi noi chiediamo ovviamente, ma anche come dire, per analogia, per essere uguali agli altri, che anche ai pensionati venga esteso il bonus di 80 euro per i redditi previsti, lo diciamo anche noi, anche se... Ecco. Certo. E istituire la no tax area a 13.000 euro annui, quindi, perché Sì, oggi è 6.000, quindi cioè alzare i livelli in modo che almeno i redditi più bassi siano in qualche modo Che in realtà sono i risultati più penalizzati, poi anche sul bene della casa, su questo quant'altro. costo. Poi ovviamente, come tutti, anche noi, l'adeguamento al costo della vita, e questo è un problema, anche se lo chiediamo, un problema serio, che va affrontato nel complessivo del sistema italiano, però anche questo da non trascurare, perché come tutti anche noi abbiamo problemi di sopravvivenza, considerato che gli studi fatti, cioè la realtà è questa, e quindi va in qualche maniera presa in consideraone. Ecco, A livello pensionistico, tanto per dire, chi prende attorno ai 20 in Italia i 20-22 mila euro anno di pensione, ne ha 5.000 rotti di trattenute. Certo. In Germania 38 euro. Lo so, ma raccontatelo a chi ci governa. Che, No, vabbè. purtroppo è così. E l'ultima cosa, visto che mancano ancora, abbiamo un secondo di tempo, tanti dicono però anche, che praticamente è anche una colpa dell'artigiano, del pensionato artigiano, che non ha versato contributi a sufficienza. Ma questa è la prima cosa che noi diciamo, se la tua pensione è bassa, no, sarebbe un po' difficile poi mettere a tacere queste cose qua, perché se non hai versato, la pensione che tu prendi è in base a quello che hai versato. Là non c'è nessuno, non ci scappa nessuno. Ma non solo questo. Hai versato poco, In poco questi ti danno. 20 anni, scusa, questi 20 anni, con gli studi di settore, quindi comunque il versamento è molto più alto in rapporto a... Perché noi ci ricordiamo delle cose di 30-40 anni fa, che sono ormai storiche, la Erano storia... figurative, però quindi. non è più così neanche questo. Cioè, oggi c'è l'artigiano, versa in maniera anche pesante, come tutti, Certo, la però comunque in passato era legato anche a questo fenomeno qui. Diciamo che fino agli anni 80 penalizzante, la pensione si versava una quota forfettaria che era minima. Dopo invece abbiamo cominciato a pagare in base al reddito. Se qualcuno ha pensato che era meglio non versarli, poi non può pretendere di averli, questo qua è pacifico. Esatto, quindi pianga se stesso. Sì, siamo in queste situazioni qua perché bisogna dire anche queste cose stanno nel vero. Assolutamente. Per cui, ma la più gran parte io vedo che quelli anziani hanno sicuramente una pensione bassa perché sono usciti con versamenti che erano più figurativi che altro. Gli ultimi qua si comincia a vedere che hanno pensioni buone, perché hanno versato. Hanno versato e di conseguenza magari sono riusciti a capitalizzare, quindi questo è importante. Sì. Allora, noi siamo arrivati al termine, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, Sì. ringrazio i nostri telespettatori e se avete bisogno di informazioni, di suggerimenti, consigli, quant'altro, attività che possono essere svolte o anche un aiuto, come abbiamo visto ce n'è anche tanto bisogno, c'è la possibilità di rivolgersi o al CUPLA oppure all'associazione specifica, l'ANAP, per i pensionati degli artigiani, ognuno ha la propria, ma insomma cercate di muovervi il più possibile perché le fonti di aiuto esistono, bisogna un po' scovarle, però ci sono. Sì, Grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.